Stelutis alpinis è probabilmente il canto friulano più noto del mondo. Lo ha composto Arturo Zardini, un musicista nato nel 1869 a Pontebba, dove anche aveva ricevuto i primi rudimenti musicali dal maestro della banda, il veneziano Emanuele Colbe. Adolescente, Arturo Zardini per 4 o 5 stagioni fu costretto a spostarsi in Carinzia e a lavorare come apprendista muratore. Questo forse spiega l'eco carinziana che si può trovare in alcune composizioni. Nel 1888 si arruolò e nel corso dei 14 anni di servizio militare ebbe modo di approfondire la sua formazione musicale all'Istituto Musicale di Alessandria e poi al Liceo Musicale di Pesaro, ove anche si diplomò maestro di banda nel 1899. Congedatosi nel 1902, rientrò nella sua Pontebba e subito fondò un coro e prese la guida della banda. Questa attività venne tuttavia interrotta nel 1915, nel momento in cui l'Italia entrò in guerra e Zardini, come molti altri, dovette fuggire dapprima a Moggio Udinese, poi a Udine ed infine a Firenze. Rientrato in paese solamente nel 1919, riprese faticosamente le attività che aveva avviato prima della guerra. In particolare rimise insieme il coro e la banda e riprese anche a comporre. Non ebbe tuttavia molto tempo perché già nell'autunno del 1922 si manifestarono i primi sintomi di una malattia che, mal diagnosticata, lo portò alla tomba il 4 gennaio del 1923, nel momento in cui, più che mai, come ebbe a dire sua figlia Angelina, la poesia e la musica gli cantavano dentro e sgorgavano spontanei dal suo cuore. La morte prematura non gli diede il tempo di rivedere le diverse composizioni musicali che aveva scritto di getto. Si deve all'amico Ercole Carletti se dopo la sua morte l'editore udinese Camillo Montico raccolse in un volume intitolato Canti friulani 27 composizioni del maestro, oltre a Stelutis alpinis, il Ciande filologiche, l'Agnò d'Avril, la Staiare, Serenade, Vincesier di Ottobar. E sono composizioni che di per sé sono aliene da una tecnica corale acquisita, ma sono ricchissime di sentimento. E questo forse ha determinato la loro fortuna, trasformandoli in motivi immortali.